Rifugiati dell'Ucraina e della Bielorussia impiegati se lo richiedessero a Venezia anche nei settori della sanità e del turismo, considerata la difficoltà di reperimento delle figure professionali ricercate e dopo i previsti corsi di formazione, qualificazione o selezione. 3.500 gli ucraini registrati ad oggi dalla Questura di Venezia, dei quali 1.700 quelli che hanno fatto richiesta di accedere ai servizi offerti dal comune. E quanto emerso stamane dalla conferenza stampa del progetto Accoglienza Ucraina nella sede CISL di via Camarcella Mestre. In tema della sanità, ad esempio, ricerca moltissimo figure come gli OS, come gli infermieri, come i medici. È evidente che questo richiede un percorso di formazione. Questi corsi di formazione sono attivati nel territorio e possono essere frequentati da chiunque e al termine di questi ci può essere appunto l'assunzione come OS o come altre figure professionali, ma anche il personale qualificato nell'industria metalmeccanica, la ricerca. Ci sono molte figure professionali che mancano oggi nel mercato del lavoro. Progetto pilota che decolla da Venezia è riferito alle cosiddette politiche attive dell'integrazione e che si appoggia allo sportello al lavoro del sindacato, attivo da un paio d'anni, che darebbe la stessa opportunità a quanti ne faranno richiesta, sempre previa formazione. Nel programma di integrazione rientra anche la giornata mondiale del rifugiato del 25 giugno prossimo, con appuntamento a Marghera al Teatro Aurora, dove sentiremo le testimonianze di 3 donne, una proveniente dall'Afghanistan, una famiglia ucraina e una donna bielorussa, che ci racconteranno de visu le loro esperienze personali per cercare appunto di farci capire davvero, al di là dell'immagine della guerra che vediamo, quelli che sono gli effetti concreti sulle persone reali. Progetto sviluppato anche con la collaborazione di diverse associazioni, tra cui ANOLF, Oltre le Frontiere, Noi Migranti, CISM Spinea e le Rondine di San Donà di Piave. Il mio auspicio è che le modalità attraverso le quali la città di Venezia e le sue amministrazioni hanno dato in termini di integrazione possa essere, come dire, mutuata anche da tutti gli altri comuni del territorio della città metropolitana, del Veneto, ma con uguale disponibilità all'accoglienza si ponga anche l'Europa intera.